Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi mi trovo a Simbrutta d'Orgiu. Ci sono venuta anche ieri per svolgere un piccolo lavoretto con mio babbo e Maria Carmen e ho scoperto che la nostra carissima paesana è un'artista. Sin da quando era piccola è stata abituata alla presenza della mucca perché i genitori le hanno sempre allevate e lei di questa attività ne ha fatto un'arte e oggi ve la voglio presentare. Guardate, vi mostro anche la luna che sta lassù, si vede poco ma c'è. Quindi se siete curiosi, aio, venite di conto. Vedete le mucche che stanno arrivando? Questo è il piazzale della stalla di Maria Carmen e lei da qualche tempo, per far sì che ciascuna mangi la stessa quantità di azione delle altre, ha escogitato un sistema, le ha istruite e loro, bravissime, hanno recepito l'ordine e lo eseguono, ma sono veramente veramente curiose, state a vedere. Tra queste due vacche c'è il toro che noi chiamiamo Suvitelle Mammas. Ecco Maria Carmen che adesso apre il cancello e loro, eccoli lì, piano piano entrano. Il primo è il toro che mangia in una postazione particolare all'interno della stazione. Eccole! Si mangia, la colazione è servita. Fine del turno, ti aspetta fuori. È finito il primo turno, tra poco inizierà quello del secondo. Ecco Maria Carmen che sta distribuendo i vari contenitori nei quali c'è il mangime che mangeranno adesso le mucche. Ha preparato le varie porzioni e le sta distribuendo all'interno di questi vecchi pneumatici che fungono da, come dire, da doppio contenitore in modo tale che il secchio non si rovesci e il mangime rimanga là, altrimenti la mucca muovendo questo secchietto potrebbe rovesciarlo per terra, invece così rimane pulito. Ecco, siamo pronti per il secondo turno. Guardate, le vedete che sono fuori, stanno aspettando? Queste devono allontanarsi. Lei addirittura ha saltato la rete per arrivare qua perché sa che è il turno suo. Eccole. Io non solo non l'ho mai visto, ma non avrei neanche immaginato di poter assistere a uno spettacolo di questo tipo. E cioè animali che conoscono la loro esatta postazione e eseguono così con una disinvoltura incredibile. E questi, notate bene, non sono animali da circo, questi sono animali che sono stati istruiti a fin di bene, in modo tale che tutti possono consumare la stessa razione di cibo. Incredibile, incredibile. Maria Carmen ha tantissime doti, tantissime qualità e queste sì lo sanno tutti. Ma che fosse stata così brava, questo non lo si poteva neppure immaginare, io almeno no. Ne mancava una lapello, eccola qua. Andate a cercarla. Ah, sta facendo giorno. È mattina molto presto, noi siamo partiti di casa che erano più o meno 5:20. Il babbo di Maria Carmen, zio Giovanni, questa la chiama corrodrotto perché quando la stavano vaccinando è scivolata, è caduta e il corno è diventato storto. Ma io di questa mucca ieri vi ho condiviso un video dove stava assieme al suo vitellino. Un'immagine bucolica. Che pace, che serenità. C'è anche il piccoletto laggiù. Mi
sfruncola. Guardate cosa fa. Si sposta dalla sua postazione per fregare il mangime alle altre mucche. Guarda, guarda, guarda. È l'unica mucca che bisogna sorvegliare a vista, perché quando ha finito di mangiare cosa fa? Va e ruba. Questa mucca stava odorando il recipiente, ha capito che c'era passata un'altra e l'ha rovesciato. Mi è sfuggito l'attimo, ma ve lo sto raccontando. Però le sta dando più razione perché lei ha bisogno di più cibo. Fuori! Dai! Eccole, che arrivano. Il terzo turno. Pazzesco. Dai! L'attività della nostra imprenditrice agricola Maria Carmen Boi mi ha colpita per questa passione incredibile che dedica ai suoi animali, proprio un affetto nei confronti del suo bestiame. Meriterebbe un premio, ma di quei premi che danno proprio una grande gratificazione. Ieri ho scoperto casualmente questa bellissima attività. Oggi ci sono tornata con piacere con Maria Carmen, abbiamo trascorso insieme un paio d'ore nella sua tenuta, ho potuto osservare tutte le varie fasi di queste operazioni, ne sono strafelice, la ringrazio di cuore e le auguro tanta fortuna a lei e alla sua bellissima famiglia, a Giada in particolar modo, per un futuro brillante. Guardate gli altri video e Asibilisanus.